gecemiz bu son sevişmemiz. Belki de bırak alev alsın bedenin, hissettiğin gibi ol bu gece. Bu gece tüm oyunları oynayalım sırayla, günah bulanalım. Bitebilir konuşma, hiç soru sorma, sırlarımı keşfet bu gece. Bu gece kır zincirlerini, gel aşka. È un hobby, diciamo, da un certo punto di vista è un hobby, un passatempo per delle persone che hanno però questo interesse specifico. C'è chi fa la raccolta di francobolli, chi ama andare chi va a giocare a pallone, chi va a nuotare, ognuno ha un proprio hobby. Il radioamatore segue, diciamo, in linea generale deve seguire questo decalogo, queste 6 regole. È rispettoso, non userà mai i suoi mezzi per arrecare danno o fastidio agli altri, è leale, offre il suo aiuto agli altri colleghi, è progressista, cerca sempre di migliorare i propri mezzi tecnici, e la calligrafia è un modo di trasmettere lento, no? Ecco. E allora, per dire una frase lunga con tre sole lettere si usava tutte quelle abbreviazioni, QRA, QRB, QRG, eccetera. La più importante, che voi non eravate certo nati, non ero neanche io nel 51, è stata l'alluvione del Polesine. C'è stato un radioamatore che è salito sul campanile di non mi ricordo quale paese ed è stato sempre lì a fare le comunicazioni. Qui c'è un terremoto, i ponti ripetitori della telefonia cellulare hanno delle loro batterie. Il semaforo rosso, allora vuol dire mi fermo, verde vuol dire che posso andare avanti. La centrale operativa fa lo stesso servizio, oltre a ricevere ovviamente i messaggi che vengono dalle varie squadre sul territorio, dà anche l'ordine chi deve parlare, chi può parlare in quel momento, chi deve tacere in quel momento. Vedere, e lo capirete dopo perché, un filmato che è stato girato 5-6 anni fa in un supermercato di Venezia, di Mestre, durante una esercitazione che simulava un incendio all'interno del supermercato. Perché si fanno queste esercitazioni? Noi vi facciamo vedere questo filmato, vedrete anche delle situazioni abbastanza forti. Vi facciamo vedere questo filmato perché vogliamo farvi capire il motivo per cui è importante per la protezione civile e magari per voi che ne farete parte quando sarete più grandi, è importante saper parlare alla radio, perché parlare alla radio non è come parlare al telefono. Qualcuno di voi ha mai parlato per radio? Probabilmente sì, no? Ecco, perfetto. Vi ricordate il dialogo tra il comandante Schettino e il comandante Di Falco? Si è detto anche una parolaccia, ve la ricordate? Di essere incantati dalla calma che aveva il comandante della capitaneria di Porto. Ho finito la comunicazione. Buonasera, me l'ascoltate e io faccio girare per Leonardo, che era quello che toccava. Uno è il Z3, quindi è del Veneto, che è quello che parlava, no? Mi dice come mi ascolta, ecco, e tenete presente che qui ho questa trentina di due dalla Sicilia, uno dalla Spagna e uno da... Sì, stasera non ascolto come altre volte,
ma proprio Qui si trova la città vicino alla città di Santiago, che fa questo salto, no? Va a finire distante e non ascoltiamo quelli che sono troppo vicini. Diciamo da poco dall'altra parte con cui potrete dialogare. E il risultato finale. Intenda. Lisa, cosa con il bombino gli spezza le dita. Domande? Oddio. Adesso fa le docce? Fanno le docce. Con i capelli magari. Ancora. Delle onde elettromagnetiche come la luce del resto, anche la luce è un'onda elettromagnetica che viaggia nello spazio a, questa è la velocità esatta, 299.793,077 metri al secondo. Si arrotonda, per comodità di calcolo, si arrotonda a 300.000 metri al secondo. Questa onda qua, che è un'onda perfetta, si chiama sinusoide perché è un movimento sinusoidale. Quando studierete la trigonometria al liceo, questa è la funzione seno di un angolo. Ho un'onda che mi fa 2 volte la stessa cosa e posso avere un'onda molto fitta che ha una frequenza molto più alta. Di megahertz, kilohertz, se avete sentito parlare. Hertz era un fisico tedesco. La Terra è circondata da uno strato di gas molto rarefatti che si chiama ionosfera. Questa ionosfera viene colpita dalle radiazioni emesse dal Sole e funziona, le radiazioni emesse dal Sole trasformano la ionosfera in uno specchio più o meno riflettente. Quindi le onde corte, se noi siamo qui che trasmettiamo, il nostro segnale parte, va verso lo spazio, arriva sulla ionosfera e la ionosfera funziona da specchio, lo riflette a terra. Praticamente ci sono 2 parti, una parte che trasmette e una parte che riceve. Quella che riceve, le parole che io dico, il segnale entra dall'antenna, la vedete perché ci sono i ponti ripetitori vari che servono le varie aree del territorio nazionale, e lo stesso per le comunicazioni radio. Come vi ho fatto, se vi ricordate ieri sera che avevamo visto un attimo, alla fine c'era la mappetta del Veneto con tutti i ponti ripetitori della regione Veneto della protezione civile e cose del genere, perché anche questo è importante, bisogna dare alla popolazione dove è successo l'evento le giuste indicazioni su cosa fare, su cosa si sta facendo, e anche comunicare al di fuori che si sta facendo qualcosa. Il volontariato, che siamo noi in generale, i volontari, le varie associazioni e organizzazioni, i materiali, i trasporti, noi come radioamatori siamo parte dell'F7, delle telecomunicazioni. Ti faccio lo spelling, no? November, India, Charlie, Oscar, Lima. Alfa, Romeo, India, November, Alfa. Sì, India, Lima, Alfa, Lima, Bravo, Echo. Ecco. Romeo. Non dite Ecco perché si mettono a ridere. Tango e Oscar. India, Mike, Oscar, November, Ecco. Italia 3, Bravo, Quebec, Charlie, over. Buongiorno Italia 3, bravo, Charlie. Sentito 5657, molto rumore. Saluto te Vito, saluto tutti i ragazzi, con un cordiale abbraccio per tutti, sperando che possano apprezzare questo hobby. Sì, d'accordo, ti ringrazio. Ecco, sì, conosco la vostra attività e che appunto preferivo che la descrivessi te e i ragazzi. Sono Paolo, dalla provincia di Sondrio.
Italia Whisky 2 Eco Tango Radio. E saluto cos'era la ragazza che ha salutato, mi sembra. Ma speriamo più che altro che qualcuno di loro prenda così come interesse quello di chiacchierare, non solamente quello di utilizzare le chat che ci sono sui telefonini o su internet. India. Alfa. Giulia. Over. Ok Giulia, ben sei ascoltata, ok per le informazioni che mi hai dato. Io invece trasmetto dalla provincia di Biella, esattamente un paesino vicino a Biella. Sono Lorenzo, Lima, India, Roma, Romeo, Oscar, November, Oscar, Zulu, Oscar. Sono Lorenzo. E ti riceviamo con 5 Ti riceviamo con 5-9. Passo nuovamente a te Giuseppe. Passo nuovamente a te Giuseppe. Italia 6. Tango India Hotel. Da Italia 3. BQC portatile over. BQC portatile over. Benissimo, grazie per i rafforzi e allora io rifaccio il micro. QTH e Cremenaga, un piccolo paesello in provincia di Varese sul confine HB9. Ok Renato, Italia Kilo 2 Yankee Extra Hotel, riprende Italia 3 Bravo, Quebec Charlie portatile. Grazie amici, vi ringrazio, vi salutano anche i ragazzi qui dei Campi Aventura. Noi ora dobbiamo passare in QRT poiché abbiamo appuntamento con la sala operativa della Regione Veneto dove i ragazzi faranno delle domande agli operatori della sala radio. Alfa, Lima, Bravo, Eco, Romeo, Tango, Oscar. Passo. Campo Aventura da sala operativa Corem, ricevuto. Dove vi trovate? Cambio? Mi dai Alberto? Ci troviamo all'interno in una tenda in località Trichiana, provincia di Belluno, Passo. Non abbiamo capito il nome della località. Qual è il comune? Passo? Provincia di Belluno. Località Trichiana. Località Trichiana, provincia di Belluno, Passo. Vi faccio lo spelling. Vi faccio lo Spelling di spelling. Trichiana. Tango, Romeo, India, Charlie, Hotel, India, Alfa, November, Alfa. Passo. Ventura sala operativa Corem, non ho capito il nome, puoi ripetere? Cambio. November, India, Charlie, Hotel, Oscar, Lima, Alfa, Serra. Passo. Ricevuto Nicola. Cambio. Avrei una domanda da farvi. Quanti operatori siete nella sala in questo momento? Passo. Ecco, è stato concetto un'attività reale, che è quello che succede veramente in emergenza. Campo Ventura, sala operativa Corem, siamo in 2 operatori. Corem da Arina, quali emergenze avete gestito ultimamente? Passo. Lasciatela lavorare. Spettacoli. Campo Ventura, sala operativa Corem. Ultimamente siamo stati molto impegnati con delle frane che sono avvenute, sono verificate in Val Boite, nella provincia di Belluno, sulla strada lungo la statale 51 dell'Alemagna che da Pieve di Cadore va in direzione di Cortina. Abbiamo diversi siti